غير المغضوب عليهم ولا الضالين. È il venerdì islamico, è il giorno in cui i musulmani si recano alla moschea per le preghiere pubbliche. Un centinaio si ritrovano nel quartiere La Comina, alla periferia di Pordenone. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Non è un venerdì come tutti gli altri. La comunità islamica vuole far sentire la propria voce contro i fondamentalisti dopo l'attacco terroristico a Parigi. L'appello dell'imam è di stringersi e stare vicini in questo momento delicato, perché sotto attacco sarebbero gli stessi musulmani moderati. Tutti si riuniti verso quello che si cita. Questo tocca a noi primi che l'altro. Non è una cosa facile, come detto anche il dialogo. Ad assistere alla preghiera oggi anche il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti. Io sono venuto qui oggi perché so che quello che è stato detto ieri di condanna e niente a che vedere con la religione musulmana, quello che è accaduto a Parigi, è stato anche commentato oggi nella nostra preghiera. Domani il PD alle 17:30 e altri partiti daranno vita ad alcune manifestazioni in segno della libertà. Domenica sarà la stessa comunità islamica a scendere in piazza a Pordenone alle 11. Intanto cresce l'allerta in Friuli per eventuali attacchi. Dalle chiese alla base di Aviano sono 200 gli obiettivi sensibili controllati. Questi sono veramente degli attentati che prima di tutto sono contro la comunità islamica. Il primo target è proprio la comunità islamica, questa è la verità. E questo secondo me che dobbiamo ricordare costantemente tutti insieme.